Ed è buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Buona domenica 24 maggio e noi iniziamo come sempre con il nostro grazie 224.301 volte grazie ad ognuno di voi che ogni giorno fate parte e vivete in pieno questa meravigliosa realtà di Io Compro Siciliano. Noi viviamo sempre quotidianamente le nostre emozioni, la nostra vita da protagonisti, questo nostro nuovo stile di vita. Sì, perché Io Compro Siciliano questo è diventato, la scelta consapevole di una forte identità legata alla nostra storia, alla nostra terra, alle nostre eccellenze. Noi quotidianamente consigliamo a tutti di iscrivere i dati della propria azienda sul nostro form, nella nostra scheda che trovate proprio nella parte in alto della nostra pagina, perché in questo modo, in maniera immediata, entrerete a far parte del database. Ma vi ricordo poi che ci sono dei progetti che oggi appunto sono realtà sui quali si sta fortemente lavorando. Ne parliamo tutti i giorni, lo facciamo spesso anche con gli interventi e lo facciamo tra l'altro in maniera metodica nei fine settimana, perché abbiamo questa rubrica che è la rubrica Chiedimi pure, al venerdì con Giuseppe Giorgianni, con il sabato con Davide Morici e la domenica con Francesco Caravello. Sono i tre ideatori di Io Compro Siciliano e con questa rubrica ognuno di loro, in base alle loro esperienze, comunica e condivide con voi quelli che sono i consigli, quelli che sono poi le varie fasi da applicare e realizzare. Sapete, ormai i nostri tre punti forti sui quali si lavora sono sicuramente la realizzazione del più grande marketplace del Made in Sicily, che proietterà proprio questa nostra realtà economica non solo a livello regionale, nazionale, ma anche internazionale, e di questo ne abbiamo avuto modo anche questa settimana con gli ospiti che abbiamo inserito all'interno del nostro palinsesto. Abbiamo avuto ospite Irina Petrenko da Mosca, dell'Enit di Mosca, abbiamo avuto in collegamento il nostro responsabile dalla Svezia. Abbiamo parlato con la dottoressa Di Benedetto per l'Urban Milan, che è questa carta internazionale addirittura firmata da 113 paesi nel mondo con 460 milioni di abitanti che vengono coinvolti in questo progetto che riguarda proprio il Milan Urban, e noi di Io Compro Siciliano stiamo proprio realizzando una carta di incontro legata a questo principio che riguarda l'utilizzo di prodotti locali senza spreco alimentare. Ed ancora un punto importante per noi diventa il territorio e quindi l'accoglienza turistica. Sapete che stiamo realizzando questo portale unico, Sea Host, per mettere appunto in collegamento tutte quelle che riguardano le strutture d'accoglienza, ma ancora una card sotto forma di app, la Sicily City Pass, che permetterà a tutti i turisti di poter essere agevolati nella visita della nostra meravigliosa terra siciliana con circuiti museali, con convenzioni speciali legate a strutture, insomma una base importante per poter far risollevare, dare impulso forte alla nostra economia. Noi lo viviamo fortemente, lo vivono i tre ideatori, appunto Giuseppe Giorgiani, Davide Morici, Francesco Caravello, lo vivono tutti i moderatori tutti i giorni, seguendo la pubblicazione dei vostri post, ed ancora il nostro responsabile commerciale, i nostri responsabili commerciali che vi seguono man mano per quella che è la scelta giusta anche
un consiglio, un supporto per le vostre aziende affinché meglio si possa proporre la vostra attività. Insomma, siamo lì accanto a voi per continuare questo progetto che oggi non è più un progetto, non è una proiezione, ma è una vera e propria realtà. Io compro siciliano. È anche ricco il palinsesto di Io Compro Siciliano, sapete, abbiamo alle 12 questo appuntamento che Io Compro Siciliano Live, poi tutti i giorni abbiamo lo straordinario Francesco Caravello alle 18 con aperitivo social e al sabato, l'abbiamo proprio visto ieri, Alessia Smile and Food con Io Compro Siciliano Chef. Vi diciamo che ci sono tante novità, perché il palinsesto di Io Compro Siciliano si sta cominciando a strutturare, ci sono nuovi programmi che abbiamo preparato per voi, quindi a breve anche le sorprese. Ma a proposito di sorprese, io oggi è veramente una domenica speciale. È una domenica speciale perché noi vogliamo farvi vivere, lo sapete, viaggiamo, lo abbiamo fatto anche nel periodo in cui ci si poteva in realtà muovere solo con la fantasia, ma noi vi abbiamo portato in tutta la Sicilia, scoprendo questa meravigliosa isola delle meraviglie. Ebbene, per questo tour delle meraviglie, per la rubrica Chiedimi pure, in questa domenica 24 maggio abbiamo direttamente nella casa delle terre di mezzo a Pettineo il nostro mitico Francesco Caravello. Sì, eccolo qua, stiamo per entrare. Buongiorno, eccolo, buongiorno, lo vedo. Buongiorno signori, come state? Tutto bene? Noi siamo a Pettineo, siamo in una location fantastica, siamo in un luogo bellissimo, siamo nella casa delle terre di mezzo. Siamo qui perché avevamo esigenza finalmente di organizzare una giornata dedicata sia alla Sicilia ma anche al tema dell'amicizia e soprattutto della condivisione, perché noi siamo per la condivisione, siamo qui appunto per questo. Salutiamo tutti gli amici di Io Compro Siciliano e tra poco vi mostriamo qualcosa di veramente bello, perché tra l'altro abbiamo uno chef superstar oggi che è lo chef Piparo, che è qui per deliziarci con le sue meraviglie. Lo stiamo cercando. Va bene, nel frattempo, Ciccio, sì. Senti, io volevo innanzitutto farti i complimenti e te li faccio sempre perché ogni volta ci stupisci perché in questa domenica, ma questo lo abbiamo anche visto spesso quando noi sentiamo Francesco Caravello, sappiamo che ci sono delle belle novità e delle belle notizie, perché tu ci fai vivere l'emozione dei tour delle meraviglie, cioè ci riesci a far vivere il territorio raccontandocela in questa tua tela che mi dici sempre colori, no? Sì, e noi siamo sempre lì entusiasti ad assistere a un nuovo appuntamento con Francesco Caravello. Assolutamente sì, ragazzi, oggi vi raccontiamo la Sicilia da questa location fantastica, guardate dove siamo. Questo luogo si chiama Le Terre di Mezzo, questa casa si chiama proprio la casa nelle Terre di Mezzo, perché si trova appunto fra queste due località, però questa informazione ve la faccio spiegare meglio dal protagonista che è qua. Eccolo. Sì, eccolo, sì. Siamo qua. Lui è Antonio, teniamo la distanza. Buongiorno. Non mi toccare. Tranquillo. Loro ti sentono ma tu non li senti. Perché la casa nelle Terre di Mezzo? Casa nelle Terre di Mezzo perché quelle lì sono le Madonie, questa è la nostra valle, la valle della Lesa, questo è il territorio dei miei nonni e del quartier generale della Lucia dove si produce il Santa Catese e ora anche di più. Sì. La nostra lattina meravigliosa, la sfida disegnata da Roberto Cavallaro, e questi di qua sono i Nebrodi, per cui noi stiamo fra le Madonie e i Nebrodi. Io chiederei, perdonami, chiederei alla regia di darci il supporto con la ripresa panoramica, se possibile, che siamo pronti per una ripresa molto molto interessante. Eccola. Eccoci qua. Eccola. E adesso vi porto a conoscere la superstar. Siamo qua, andiamo a conoscere la superstar. Andiamo a conoscere sì. In questa giornata, Francesco, tu hai voluto scegliere uno chef. Uno chef Francesco fantastico. Piparo. Ragazzi, io lo devo aiutare però. Sì, forza signori. Arrivo così, arrivo chef. Ma questo formaggio fantastico che vedo cos'è? Sì.
Tuma persa, quindi famoso... ringraziamo il nostro amico Salvatore Passalacqua per caso. Ok, lo ringraziamo e lo salutiamo per questa meravigliosa riscoperta, no? Come se possiamo definire. Persa, appunto, questa tradizione che non muore e che rimane, diciamo, dentro i nostri... Perdonami, chef, io ho un problema. Quando parliamo di qualcosa da mangiare, io la devo sentire vicina a me, proprio molto molto vicina. La devo sentire mi viene meglio a parlarne. Vedo? Vabbè, ma così noi veramente siamo lì che viviamo anche l'emozione attraverso il tuo palato, Francesco. Grazie, non si può capire. Noi ringraziamo tutti, ringraziamo fortemente con un abbraccio calorosissimo Salvatore Passalacqua per questa cosa meravigliosa. Quindi Francesco, perdonami, questo formaggio abbiamo detto come si chiama? Tuma persa. Raccontaci la tuma persa, maestro. Questa appunto persa perché subisce questa stagionatura che poi gli dà questo aroma raffinato e unico. Oggi vi posso raccontare che siamo in questo posto meraviglioso. Io addirittura mi sono portato i bambini per fargli contemplare la meraviglia del territorio della Sicilia. Perché questa è una giornata all'insegna della Sicilia e della condivisione. A noi la condivisione piace assai. In sicurezza sempre. Sempre? Sì. Ci atteniamo a mantenere... Senti, ma solo per un istante ti fai vedere senza mascherina, così la gente ti riconosce meglio. Poi stai dicendo è una controfigura, non è il vero Piparo, è il vero Piparo. È lui. È lui che sta cucinando per noi. Ma cosa sta cucinando di buono oggi? A parte questi formaggi di crudo, quindi tutto a posto. Lo chef è famoso per i crudi. Lo chef è molto famoso per i crudi, devi sapere. Ma è perché non sa cucinare realmente. Quindi gli viene meglio ad aggiungere delle cose crude, le mette a posto ed è più facile. E oggi invece cucinerà, signore. Oggi per l'occasione cucinerò qualcosa che cosa? Mi porto dietro, niente di... Ma già vedo un taglio simile cacio all'argentiera. C'è possibilità per caso di cacio all'argentiera? La griglia che fra poco sarà fumante. Senti, ma tu Ciccio, ci racconti qualcosa su questo cacio all'argentiera? Poi magari cacio all'argentiera, sì, ti potrei raccontare un aneddoto, ma c'è il cacio all'argentiera oggi o no? Non ho capito. Lo facciamo E quindi vogliamo raccontarlo da te, ma raccontaci questo cacio all'argentiera, Ciccio. Sì, vi racconto il cacio all'argentiera. Il cacio all'argentiera nasce in via dell'Argenteria ed nasce a casa di un ex ricco mercante che cade in bassa fortuna, però a lui piaceva ostentare, gli piaceva far capire alla gente che mangiava sempre bene, e quindi si inventa questo piatto con i profumi di un piatto ricco, ma in realtà non era un piatto ricco, ma un piatto ricco di sapore, come se cucinasse cacciagione, quindi sfumava con l'aceto, l'acciuga e tutto, cioè praticamente dava questo sentore di piatto ricco, e tutto il vicinato doveva sapere che quello che arrivava da casa sua fantastico. E quindi in realtà invece stava mangiando un piatto poverissimo, che era il caciocavallo, ma povero a livello economico, ma ricchissimo in termini di sapore, perché è pazzesco, è uno dei miei piatti preferiti della tradizione della cucina palermitana. Hai visto? Adesso sappiamo anche noi perché si chiama così. Della vucceria, come dire, quindi è lì che dobbiamo andare a valorizzare tutto quello che è quel mercato e l'azienda, la vucceria, nella sua, quindi dalla caponatina bianca. Continui col taglio che lo facciamo ripreso per bene, guardate che meraviglia. La caponatina bianca di Don Nicola, poi io omaggerò, diciamo, una vecchia anciova. Sì. Cotta a pressione, è una ricetta per soli uomini, la chiamo io. Ma l'anciova è rivisitata, giusto? No, che rivisitata? Perché si può rivisitare l'anciova? Ma lei lo sa che l'anciova anticamente la chiamavano a milanese? A milanese è... A milanesa. Perché si ci metteva anche lo zafferano. Sì, ma più che altro perché era il sugo che si portavano già pronto, e i nostri immigrati che venivano in estate in vacanza si facevano questi condimenti. Storia c'è in ogni nostro... Quanta storia infinita. Tra l'altro con l'acciuga noi ci siamo inventati la poesia, la pasta con le sarde a mare, l'anciova. Poi c'è praticamente quella col pomodoro, come si chiama la pasta con le sarde col pomodoro? Poi c'è quella delle suore, Paolina. Palina. Allora io vi mostro anche una cosa meravigliosa, ragazzi, non so se lo vedete. Questo è un barbecue favoloso. Eccoci qua. E qui al barbecue cosa farà, maestro? Yeah. Il maestro non vuole essere chiamato maestro, noi glielo facciamo apposta.
e lui è contento di risponderci che il maestro è suo fratello, giusto? È Gesù. Maestro è Gesù. Ok, Siamo operandi. ma oggi verrà anche suo fratello per caso? Non penso, perché l'artista si fa sempre aspettare. Forse Ok. ci fa una sorpresa. Vabbè. Sarebbe meraviglioso. Che succede? Senti Francesco, Aspettiamo l'artista di casa oggi. Io oggi me la sono presa un po' alla New Zealand. No, l'artista di casa, il fratello L'artista Onzo. di casa ce n'è solo uno. Si chiama Francesco Sì. Piparo, il fantasista. E l'altro artista. L'altro artista è Cipoturista. No, l'altro fratello, quello bravo. L'altro, come si chiama? Cicciuzzo. No, quello è Francesco. Quello è Francesco. Salvo, questo si chiama Salvo Piparo. Salvo Piparo. Cosa Salvo, accade quando parliamo di salvo. Salvo Piparo? Ma glielo mandiamo senti, un ma bacio, Francesco, Mandiamo un abbraccio a Salvo Piparo, perché noi siamo amanti di tutti gli artisti siciliani, perché gli artisti, così come il nostro amico qui accanto, così come tutti quelli che raccontano la Sicilia in quello che fanno, nei loro piatti, piuttosto che nelle loro opere, ma anche in un semplice video, raccontano la Sicilia in purezza. Noi li ringraziamo tutti, perché raccontare la Sicilia al mondo è quello che più ci piace, giusto? Senti Francesco, E lo dobbiamo fare in casa da noi, perché questo scenario è surreale. Sembra di essere dentro un film, dentro una cartolina. Ma noi, tu prima mi facevi vedere un attimino il barbecue, perché ci sono in realtà in questo picnic brunch, l'avete chiamato così, ci sono veramente tante cose deliziose. Adesso ti faccio vedere due cose magnifiche, però nel frattempo vorrei farti raccontare dal maestro che profumo pauroso esce da questa tuma che sta tagliando, il tumazzo, giusto? L'ha chiamato tumazzo. Cioè, non puoi Vediamo. Non puoi capire, però il profumo si sente meglio come si sente meglio il profumo? Maestro? Non ho capito. Lei diciamo ci ha messo via. Non siamo dal salone. È Francesco mangia, è Francesco Caravello Adesso torniamo, mangia. non è una minaccia, è un preavviso. Vieni da questa parte, facciamo vedere qualcosa di bello a Katiuska ai nostri amici che ci seguono. Guarda. Senti Francesco, ma lo sai che già stanno arrivando tanti saluti da parte dei nostri amici? Tra l'altro devo dirti che abbiamo un saluto particolare che vorrei dirti, che è di Nicola Argento. Nicola Argento appartiene alla famiglia Argento ed è una delle famiglie storiche di pupari della nostra meravigliosa Sicilia, quindi vorrei fare un buongiorno speciale a Nicola, viva le tradizioni, è un momento particolare anche dedicato ai teatri. Guardate quindi che meraviglia, forza, avanti tutta. La meraviglia delle tavole che sono state preparate oggi, con la distanza di sicurezza, naturalmente una bellissima tavola così, solo per 4 persone. Poi invece ci sono degli altri teli apparecchiati proprio per terra. Ma adesso c'è qui Antonio, che ci verrà a raccontare il perché di questa festa. Io vi ho raccontato la mia filosofia e perché la vedo così bella questa cosa. Il perché di questa festa oggi, di questa giornata dedicata alla Sicilia e alla condivisione. Perché questa di qua è una balla dove andremo praticamente a costruire, e ognuno di noi si potrà cimentare a costruire uno spaventapasseri. Per fare che cosa? Per scacciare il coronavirus, perché ce lo dobbiamo buttare alle spalle, ovviamente con molta moderazione. Questa è la casa delle Terre di Mezzo, la Vucciria, dove nasce tutto il progetto. E lui chi è? Lui è Birillo. Birillo è il padrone di casa, no? Birillo è assolutamente il Birillo è il padrone di casa. E lì abbiamo il grande Placido Salamone. E ti spetterà girarti, Placido. Questa è una grandissima sinergia che è successa in questi giorni miei di quarantena qui, perché Placido non sarà altro che nella Vucciria colui che trasformerà la materia prima in dei prodotti, delle conserve eccezionali che solo loro da anni e da generazioni riescono a fare, e sono i Salamone di Casaleni, se non sbaglio. Ve lo presento, Placido Salamone. Guarda, è un posto questo meraviglioso. Eccolo qua, benvenuto. Quanta eccellenza, riuscite a sentire l'audio? Senti, l'audio? sì Francesco, io non sento però il nostro ospite, per Placido? cui... Placido. Che ne pensi di questa giornata all'insegna della Sicilia e della condivisione? Ma guarda, è un'occasione dove, per chi lo avverte qui, di profonda sicilianità unita anche a buon gusto e anche a un ambiente proprio naturale, non ci sono cose particolari, però è bello, semplice, come
anche la nostra terra, insomma, è straordinaria anche come la nostra terra. Ma a prescindere comunque ne avevamo fortemente bisogno. Sì, abbiamo bisogno anche di riappropriarci anche del nostro territorio, abbiamo bisogno di riappropriarci della nostra identità, anche diciamo, abbiamo bisogno anche di uscire da questo blocco. Da questo blocco, bravissimo. E senza unirsi eccessivamente agli altri, ci abbracciamo invece alla natura, che sicuramente è nostra amica, ci dà ogni minuto assolutamente dimostrazione. Assolutamente. Esce una grande Grazie cosa, Placido. Ma adesso andiamo a conoscere un'altra protagonista della giornata. Qui entriamo nella casa delle terre di mezzo, esatto. e questa solitamente... Senti Francesco, sì. Noi adesso parlavamo poc'anzi, Antonio ci parlava un attimino di quelle che sono i salumi, tu prima parlavi naturalmente anche delle conserve, l'olio, il pane, questi sono tutti prodotti assolutamente tipici, così come il limone, no? Cioè per esempio... Perdonaci che ho Antonio che ci sta presentando un'altra protagonista della giornata, molto importante. Vediamo. Una protagonista della giornata, siamo qui. Vediamo Francesco chi ci porta, perché oggi è veramente un tour delle meraviglie, perché stiamo incontrando Buongiorno. Come se... Buongiorno. Ecco qui, vediamo. Cosa ne pensiamo di questa giornata all'insegna della Sicilia e della condivisione? Abbiamo bisogno di una tua impressione. Penso che sia perfetta e poi è anche un modo di ricominciare a vivere in maniera sana, senza troppa vicinanza, in maniera giusta e con allegria, con colori meravigliosi, con i nostri ulivi. Riesci a sentire, vero? Assolutamente sì. Perfetto, ok, si sentiva Meglio bene. di così non si può. Assolutamente, bene. Parliamo di quello che mangeremo tra un po'. Grazie tante per l'intrattenimento. E poi dico, una certezza, abbiamo lo chef Piparo. Ciao. Ciao! E quindi Francesco, la giornata è sicura un successo, perché avete il territorio che è meraviglioso. Io direi tutto quello che riguarda la parte legata ai prodotti, stiamo parlando di prodotti eccezionali, no? Prima stavamo facendo un po' in elenco, poi mi piacerebbe anche che mi facessi vedere qualche bel limone, no? Il limone in Siccagno di Pettineo, che è un altro dei prodotti meravigliosi del territorio. Sì, bella musica, bella gente, come bella sempre musica, mi sembra che tu abbia detto è tanta roba buona da bere. Tra l'altro adesso se c'è Antonio, se lo troviamo, se riusciamo a parlare con Antonio, c'era anche qualcosa da bere dedicato alla Sicilia, può essere? Non mi ricordo. Senti Francesco, volevo dirti che come sempre, eccolo qua, lo vedo Antonio, ci sono tanti mi ricordo male. ecco, stanno parlando di cose da bere, quindi già loro non sentono più Francesco. Allora, senti, io ti volevo dire, ho smaltito l'effetto cornetto della colazione che mi ha fatto trovare stamattina Antonio, poi ho mangiato un pezzo di tuma e poi anche un pezzo di tuma persa, e quindi già siamo in vena di dover bere. L'ha deciso Antonio, non io. E quindi qualcosa è successo. Noi dovevamo aprire a Mondello, c'è una collaborazione con un'azienda che storicamente non è un'azienda siciliana, ma è un'azienda che storicamente usa dei prodotti siciliani nelle loro miscele, dei loro prodotti, che è la Martini e Rossi. Ma io vedo un personaggio molto Giovanni, conosciuto nel panorama palermitano della gente che beve, della gente che... Perché loro vediamo. per fare loro. Eccolo qui, Giovanni. Il profumo non ve lo dico neanche, ragazzi, il profumo che c'è. Ma noi lo stiamo vivendo. Come vedete oggi è veramente Francesco Caravello, come sempre riesce ad emozionarci. Lo scrivono anche perdonami, che ho Giovanni che ci sta descrivendo quello che farà oggi. A te, prego. Allora, stiamo presentando questo drink che si chiama La Bucceria, che è una, diciamo, rivisitazione dei sapori e dei colori della Sicilia e un po' di Palermo, perché posso darvi qualche anticipazione. C'è del limone, c'è dell'arancia, c'è dello sciroppo di mandorla, c'è della vodka che viene fatta col grano fondamentalmente, e c'è anche dello sciroppo di mandorla, già l'ho detto, della spuma, che è uno dei prodotti molto tipici del spuma. Quindi tra pochi minuti ve lo presenterò e vedrete la realizzazione del Ce l'abbiamo qualche minuto di attesa? Sì, Francesco, senti, ti volevo dire,
Sì? Sì, ti volevo dire, ma a Giovanni possiamo chiedere se il limone è quello siccagno? Il limone e il siccagno assolutamente di Pettineo, vero Giovanni? Il limone e il siccagno di Pettineo. Assolutamente. Sì. Sapete tra l'altro essere un prodotto riconosciuto come prodotto agroalimentare tradizionale siciliano dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per cui un grande prodotto del territorio. E adesso dove stai andando, Ciccio? Sei lì che stai aspettando la preparazione? Sto aspettando la preparazione di questo... perché ho esigenza di bere qualcosa di fresco. Successivamente poi torno a cucinare insieme al buon Piparo, perché ho l'onore oggi assolutamente di cucinare insieme a lui, che è pazzesca questa cosa, perché tu devi sapere che la passione per chi ama la cucina sta sempre anche nella condivisione, e quindi quando ti capita di cucinare con uno chef superstar dei livelli del buon Piparo, naturalmente è sempre emozionante, che hai paura di sbagliare, paura di sgarrare, c'è chi si taglia così, chi taglia così, perché ogni chef ha i suoi versi, i suoi modi e le sue cose, ed è bellissima questa cosa, perché poi nasce la sinergia, lo scambio. Sì, sì. Però senti, Ciccio, io devo dire anche una cosa, questo tu parli sempre naturalmente nelle tue trasmissioni degli altri, però ricordiamo anche a tutti gli amici del popolo di Io Compro Siciliano che Francesco Caravello ha girato il mondo con esperienze incredibili, meravigliose. Io vorrei che poi un giorno tu ti soffermassi anche a raccontare tutte le tue esperienze straordinarie. Facciamo una puntata da 72 ore e raccontiamo ci piace quello che abbiamo fatto. Tra l'altro, sai perché mi piace tantissimo questa tavola qui? Guarda, quella tavola apparecchiata in quella maniera mi piace tantissimo, che mi piace chiamarla tavola e non il tavolo, comunque, perché è proprio la tavola con qualità siciliana, perché mi ricorda tantissimo l'impostazione del Google Camp al quale ho avuto la possibilità di partecipare un paio d'anni fa, e le tavole erano apparecchiate in questa maniera, nella semplicità della campagna, vedi? Non c'è assolutamente nessun effetto di lusso estremo, è vero, perché è la meraviglia della campagna. A Google Camp tu pensi che tutti quei personaggi famosissimi, quei personaggi che muovono veramente il mondo, erano apparecchiati in questa maniera. C'erano pure le posate buttate lì in mezzo. Oggi abbiamo invece solamente posate biodegradabili, come vedi. Guarda qua che meraviglia, anche i piatti sono biodegradabili, non inquineremo nulla, mangeremo roba naturalissima. Ecco. Lo chef vi ha spiegato anche cosa mangeremo, quindi oggi mangeremo territorio, vivremo il territorio. Nel pieno rispetto del territorio. Francesco, io devo dirti... I mezzi di trasporto del territorio, non so se li vedi, guarda, sono lì, là sotto. Vediamo che cosa... Hai tolto la regia. Ecco qua abbiamo guarda, che meraviglia. Ecco. Il trattore. Il trattore è proprio adiacente al tavolo dove mangeremo. Guarda qua che meraviglia. Meraviglia. Abbiamo Senti, anche Francesco, il banchetto dello street food. Abbiamo anche il banchetto dello street food da quella parte, guarda lì. Che vediamo. Ok, e poi lì faremo tante cose buone, ragazzi. Ci divertiremo. Questa è la Sicilia che amiamo raccontare e condividere, che è importantissimo. Possiamo anche dire alla regia di togliere quell'altra inquadratura. A questo punto Francesco, vi saluto. Ti volevo dire una cosa, Ciccio. Sì. Senti, ci sono miliardi di messaggi che sono arrivati, ma ce n'è soltanto, Ciccio Giuliano ti dice una cornice fantastica, complimenti. Giuseppa Pellegrino, Patrizia Cellini, c'è un messaggio di Chiara Seidita che dice: buongiorno a tutti, guardandovi, seguendovi, apprezzando il vostro continuo impegno che oggi è diventato realtà, penso che dobbiamo partire dal territorio, dalla forza della nostra madre terra e dalla determinazione di imprenditori come voi di Io Compro Siciliano, che state assolutamente facendo la differenza con 224.000 siciliani veri di Io Compro Siciliano. Grazie e bravi. Alessia Smile Food dice buon divertimento anche. Io sono riuscito a intercettare una protagonista importante della giornata, che è la fautrice in realtà, perché noi abbiamo Antonio Di Dio, ma in realtà la sua musa ispiratrice è una, ed è questa tizia che abbiamo qui accanto. Dove sei? Eccola, ciao! Mangi solo tu,
Ma io vorrei essere fra voi, Diana Deco, meravigliosa. Dovrebbe essere fra noi. Aspetta, guarda, facciamo così. Eccoci, Diana, ma tu sei veramente la musa ispiratrice di Antonio Di Dia e rappresenti appieno noi in ogni angolo di questo paradiso che stiamo guardando. Immaginiamo il tuo tocco di pittura e di meraviglia e di spontaneità, quindi vi invidio moltissimo, vorrei essere lì con voi. Vi aspettiamo domenica prossima immancabilmente. Noi cercheremo. Domenica organizzeremo questi brunch all'aperto nella campagna e quindi vi aspettiamo. Brunch all'insegna della Sicilia e della condivisione, che è importantissimo questo concetto. Sicilia e condivisione. Territorio vuol dire qualità, vuol dire curare l'ambiente e la salute, che è importantissima, perché se noi mangiamo a chilometro zero facciamo del bene a noi, all'ambiente, ai nostri cari e alla nostra economia, che non è da meno. L'economia siciliana ha bisogno di noi tutti e lì possiamo fare la differenza. Che ne pensa possibile? Assolutamente sì. Tra l'altro Diana l'abbiamo detto una donna di poche parole. Diana, l'abbiamo detto più volte. Da dove viene Diana? Di dove è originario? Io sono nata a Bolzano. Ma ama la Sicilia? Da quanti anni ama la Sicilia? Aspettate, perché è arrivata una cosa. Perché se un uomo si presenta in questa maniera. Eccolo, è arrivato Giovanni con il suo. Ecco qua. Si chiama La Vuciria, Diana. Questo ha preparato è il questo. La Vuciria, che è stato realizzato apposta per noi. Esatto, bravissimo Giovanni. Mentre lo assapora. Vodka, in questo caso abbiamo utilizzato Grey Goose, esatto, che è una delle buone. Martini bianco, poi abbiamo messo un bar spoon di sciroppo di mandorla e poi la spuma. Niente, com'è questo? Buona. È strepitoso. Non ve lo posso far assaggiare perché per questioni di. Non ti ma noi è come se lo stessimo degustando insieme a voi, quindi brindiamo al popolo di Io Compro Siciliano. Brindiamo alla Sicilia, ricordiamo a tutti gli amici che oggi alle 18 trasmetteremo da qui, Aperitivo Social andrà da qui, e vi racconteremo quello che non siamo riusciti a raccontarvi oggi in questo collegamento, il resto ne parleremo più tardi e niente. Noi vogliamo Francesco, al mondo. Sì. Ma io volevo dirti una cosa, adesso tu raggiungerai Francesco Piparo, sì, che mi sta aspettando, sì, adesso lì, ma ti volevo dire, io di tanto in tanto tu mi hai fatto vedere il bellissimo panorama, mi hai fatto vedere a tavola Cunzata, che era una meraviglia, perché abbiamo visto veramente, tra l'altro, anche questa tavola straordinaria con colori meravigliosi. Ho visto ceramiche strepitose, ma io vedo anche che indossi, cioè adesso dimmelo se io che sono qui a casa non mi merito una maglietta come quella tua. No, dico, noi che diciamo sempre mettiamoci la faccia, cioè guarda che maglietta che ti ritrovi. Sì, diciamo che un artista ha disegnato questa maglietta, ecco l'artista. Eccola! Non ti sente? Ciao! Ciao! Anche delle ceramiche sue qua in giro. Cuoricino per la grande, meravigliosa Elisabetta Castagnetta, che sta degustando prodotti tradizionali, tra l'altro. Senti Francesco, io volevo fare i complimenti ad Elisabetta, abbiamo sempre modo di vedere delle magnifiche opere d'arte che lei realizza e noi siamo felici di avere una siciliana che rappresenta eccellenza come Elisabetta. Grazie davvero, grazie. Successo assolutamente meritato per Elisabetta, una poi straordinaria. Comunque Ceramicando e La Vuciria, che collaborano da qualche anno, è un connubio perfetto. È vero, esprimete appieno tutto quello che è l'emozione e la poesia della Sicilia e in questo riuscite benissimo nell'intento. Oggi è una giornata speciale, siete lì, state dando questo messaggio molto forte che in sicurezza, visto anche gli spazi, state cercando di dare un messaggio che è legato alla promozione della nostra terra, dei nostri prodotti, quindi come sempre questo viaggio emozionale.
questo viaggio emozionale, in questo tour delle meraviglie, dice sempre Francesco Caravello, no? Lui dice: noi vi portiamo in giro per questa Sicilia delle meraviglie per conoscere ogni angolo e ogni aspetto. Quindi grazie per questa condivisione che state facendo con noi. Guarda, si vede la testa. Eccolo, esatto, eccola, la vedo, sì, ma vedevo anche nella meravigliosa tavola imbandita c'erano proprio elementi di questa sicilianità che viene fuori sempre in maniera forte, quindi Tati, grazie, sempre complimenti. Perdonami un secondo, grazie. Da questo auricolare, quindi io non riesco a sentire nulla. Perdonami. E allora, nel frattempo... No, va bene, io stavo facendo i complimenti ad Elisabetta e nel frattempo siamo tornati. Ciccio. Ti voglio dire una cosa importante, questa qui è arrivata da pochissimo a Palermo, è rientrata, lei, in realtà è lui, è l'uomo, è rientrata da pochissimo, ha passato, quanti mesi ha passato dentro la casa? Credo sia durato 3 mesi. 3 mesi, ha passato 3 mesi dentro la casa del grande fratello, insieme a tanti suoi fratellini e sorelline. E quindi abbiamo visto la gente le chiede l'autografo, quindi la testa è pronta per forza. Abbiamo visto, ci piace. Noi raccontiamo la Sicilia. Senti Ciccio, con tutto, vogliamo raccontare la Sicilia al mondo. Forse abbiamo perso, ok, eccolo qua. Ci sono. Senti, adesso che cosa andrai a preparare con Francesco Piparo? Perché tu mi hai detto adesso mi metterò lì accanto, vediamo, prepariamo un attimino. Faremo la pasta. Tanto mi sono seduto un attimo in questo ulivo millenario, non so se lo vedi, perché ci sono tantissimi ulivi millenari, ragazzi, sono fantastici, sono bellissimi. Tra l'altro Antonio ad ognuno di loro gli ha dato un nome e questa cosa è una cosa molto di sentimento molto forte. E adesso andiamo a preparare la pasta, andiamo a fare l'anciova di cui abbiamo parlato prima. E poi che andiamo ad accendere il barbecue, facciamo questa arrostita e niente. Mi sa tanto Ciccio, sai che cosa? Io penso che più tardi, quando ci sarà la puntata di Aperitivo Social, voi sarete ancora nella fase questa qui del barbecue. Secondo me ho uno strano presentimento, non lo so, ma diciamo che i nostri questo amici secondo me sempre dai tuoi commensali. I tuoi commensali fanno sì che il barbecue possa durare o meno. Il fuoco dura quanto vuole il padrone, è come la casa cape quanto vuole il padrone. Esatto, questa me la vendo, questa me la vendo. Bravo. Questa la segniamo. Dipende dall'accollatività dei tuoi commensali, perché può durare anche fino all'indomani mattina, ed è successo, te lo posso assicurare. Ci piace. Va bene. Senti, allora dai, diamo proprio uno spunto per la preparazione, Ciccio, così poi vi lascio al vostro. Noi naturalmente seguiremo, vi diciamo anche, fate qualche foto di tanto in tanto, perché noi saremo felici di seguire anche questa bella giornata. Mi è piaciuta una cosa, Francesco, che tu spesso dici che quello che tu fai fare è un tour delle meraviglie, perché racconti, e questa è una cosa che ci piace molto. Il nostro pubblico lo porteremo in giro per la Sicilia a conoscere tutto quello che sono le cose più belle che vi abbiamo raccontato prima con Aperitivo Social, però rimanendo a casa, e tutto il resto che ancora manca da raccontare, che sono tutte quelle aziende che con tutta la passione del mondo raccontano la Sicilia con i loro prodotti, con le loro eccellenze, con il loro lavoro. La mattina si svegliano per andare a fare la differenza. Noi tutte queste aziende le dobbiamo portare a casa del nostro pubblico e dare una faccia a un prodotto. Ci tengo tantissimo, è quello che vogliamo fare, è quello che vogliamo realizzare per creare quello che sarà il luogo di incontro che oggi rappresenta Io Compro Siciliano, che rappresenta un luogo dove le aziende, le eccellenze si raccontano. Noi vogliamo amplificare questa cosa con questo tour delle meraviglie, che è appunto il tour di tutto ciò che vi abbiamo già presentato e che ancora vi dobbiamo presentare, e ne faremo un quadro meraviglioso. Senti Francesco, devo dirti che ci sono dei messaggi. Prima abbiamo letto un messaggio che è della famiglia Argento, una delle famiglie più importanti di pupari che abbiamo in Sicilia. Adesso arriva un messaggio da un poeta, si chiama Antonina Causi, e lui scrive: complimenti a tutti voi, Io Compro Siciliano, e grazie per quello che mostrate, gli ottimi prodotti, la natura, l'allegria e tutto ciò che c'è di buono della nostra amata terra di Sicilia.
I saluti anche da Angela Egizia, il faraone Palermo, Ciccio Giuliano, Giuseppa Pellegrini. Sempre, ciao. Un bacio a tutti gli amici che ci seguono. Purtroppo io non posso leggere i commenti, ma vi ringrazio tutti per l'attenzione quando ci seguite, soprattutto per quando siete anche interattivi, scrivendoci i vostri messaggi, che sono quelli che ci rincuorano e ci danno la forza di continuare a fare quello che stiamo facendo. Che ricordiamo che è raccontare la Sicilia al mondo per promuovere la Sicilia, la sua economia, il territorio, la qualità e l'eccellenza. Nel frattempo abbiamo perso Francesco, ma volevo leggere un messaggio proprio da Alessia. Non ti sento più, Francesco, adesso vediamo un attimino se riusciamo a... Ok, cos'è successo? Ti ho perso per qualche secondo. Il cellulare si voleva andare a fare un giro per le campagne e se l'è andato a fare. Senti, ti volevo dire, Alessia ti manda i saluti e dice complimenti, vorrei teletrasportarmi, un abbraccio con divertimento. Senti, e poi... Perché vi ricordo che la cosa più bella di queste giornate in realtà è la condivisione, non è solo quello che mangi, non è solo quello che tocchi, che vivi, che senti, ma è veramente la condivisione, perché alla fine il completamento di tutto è passare queste giornate con le persone più care, quelle con le quali veramente vuoi passare il tuo tempo e vuoi dedicare il tuo tempo, visto che veniamo da un periodo in cui queste persone ci sono mancate, perché naturalmente eravamo obbligati a rimanere in casa e non poter abbracciare tutte quelle persone care. Francesco, c'è un messaggio da parte di Davide Morici e ti dice buongiorno Beddi. Davide Morici, come? Lo conosci? Maurice. Sì. Voi sapete, noi scherziamo. Davide Morici, Francesco Caravello e Giuseppe Giorgiani sono gli ideatori di Io compro siciliano. Mandiamo anche un bacio a Giuseppe, che non so se a Giuseppe. Non so ciao Giuseppe. In casa, in famiglia, con i suoi bimbi. Davide, niente. Senti, Davide ti ha scritto questo. Senti Maurice. Allora, Maurice dice: buongiorno Beddi, artisti del cibo e della vera Sicilia. Saluti al maestro Francesco Piparo, Antonio e Diana, imprenditori made in Sicily, al bel panorama Terre di Mezzo da Pettineo e al mitico e grande Ciccio Caravello. Hai capito il messaggio? Il mitico e grande Ciccio Caravello. Allora un bacio meritato. Mandiamogli un bacio, glielo possiamo dare. Maurice, un bacio. E ancora viaggiando in camper. Io adesso vado insomma, tanti saluti. Prima che lo chef mi licenzia come suo vice. Dai, andiamo così facciamo il saluto mentre preparate questa facciamo il saluto agli amici. Ricordiamo a tutti che alle 18 aperitivo social direttamente lì dalle terre. Perché io compro Sicilia. Bello. Lo facciamo dire anche dallo chef. Intanto scusa, qual è il messaggio che noi diamo? Io compro siciliano sempre. Ok. Ora andiamo dallo chef prima che mi sta licenziando già. Io compro. Ecco, chef. Io compro siciliano. Siciliano. Aspetta, perdonami, ma un uomo che si presenta in questa maniera, così. Cioè non è un uomo da amare sempre, cioè da amare per la senza mascherina. Ci piace. Ci piace. Non lo vorresti tu così, come statuetta nel comodino? Cuore. Noi amiamo raccontare. Questa è le persone che fanno la differenza. Manteniamo lo status di appartenenza a questa terra meravigliosa, tutti insieme, solo se ci riscopriamo paladini, come i paladini della corte di Carlo Magno, noi saremo paladini invece della corte della Sicilia agricola, produttiva e di qualità. Grandi parole di Francesco Piparo, veramente grande chef, e soprattutto devo dire che Francesco Piparo è un uomo, un grande
anche lui una grande eccellenza e che dedica il suo quotidiano impegno a dare forte un impulso e un valore alle nostre potenzialità. Quindi grazie allo chef Francesco Piparo. Ma tu lo sai dove lo possiamo andare a trovare lo chef Piparo? Quando per caso dici voglio andare a mangiare un suo piatto, tu sai dove andarlo a trovare? Dai, dove andiamo a trovarlo? Glielo facciamo dire a lui. Dove lo Facciamolo dire. Dove ti veniamo a trovare, chef? La riapertura, la rinascita. Io ero emozionato ieri e l'altro ieri come un bambino veramente che ritrova i suoi compagni dopo una lunga estate, no? Quindi io ho ritrovato la gioia di ritornare al ristorante che è Sicilò in via Messina 13, angolo con via Garzilli, il Crudo Bar, questo posto contemporaneo dove si fa una cucina semplice, ingredienti di qualità, materia prima protagonista senza trasformazioni. Io non sono un trasformista, si vede che non sono un trasformista, non ero con la parrucca, quindi tutto tangibile, tutto con una chiave molto sincera della cucina. Io sono questo in fondo, e quindi da Sicilò è un laboratorio alla fine dove facciamo delle creazioni giornaliere seguendo la stagionalità, proprio il giornaliero del mercato del mare, e poi lì troviamo appunto i clienti che ci danno l'emozione di convivere insomma con noi a tavola. La condivisione, quello che dice sempre Francesco, la condivisione diventa un momento importante e fondamentale. Qualità, territorio, appartenenza, questo è vero. Volevo dire grazie. Ciao. No, un attimo perché dobbiamo salutare Francesco, un attimo perché dobbiamo salutare. Allora c'è un messaggio che mi piacerebbe un attimino dare. Complimenti, dice Deborah Granata. La vostra pagina funziona davvero, mai vista una realtà simile, grazie, siete ingegnosi e simpatici, bello vedere e leggere tutti i post. Allora fermi lì un attimo, fermi perché sembra veramente l'immagine di un film, vorrei bloccarmi qua. Allora io volevo ringraziare il nostro ospite di oggi che è il grande chef Francesco Piparo, volevo ringraziare la Vucciria, Antonio Di Dio, Diana Deco, Elisabetta Castagnetta di Ceramicando, volevo ringraziare tutti gli amici che sono lì a condividere il territorio e l'amore per la nostra terra. Soprattutto volevo fare un ringraziamento speciale a Francesco Caravello che riesce ad emozionarci ogni volta sempre più. Viva la Sicilia delle meraviglie di Francesco Caravello, l'appuntamento è alle 18 con aperitivo social tutti i giorni. Noi diciamo io compro siciliano! Viva la Sicilia! Buona domenica e grazie! Ciao! Grazie a tutti! Ciao!